Doveva essere una rivoluzione anche se solo informatica, doveva essere una legge elettorale che garantisse ai cittadini di esprimere al meglio la propria preferenza, ma non è stato così. A Palermo, come sappiamo, si andrà al ballottaggio tra Orlando e Ferrandelli, ma è già guerra a distanza. Quello che è accaduto dimostra che è una partita tutta dentro casa e dimostra il fatto che se Orlando non avesse insieme a Di Pietro e a Federazione della Sinistra tradito i 30.000 elettori delle primarie avremmo sicuramente vinto al primo turno. Orlando, che annuncia di non cercare accordi per il ballottaggio, risponde così alle accuse. Io non intendo assolutamente, ma da alcune settimane, non intendo assolutamente fare polemica con nessuno, voglio confrontarmi con la città perché i problemi di Palermo sono più importanti di qualche polemica tra candidati. C'è un centrosinistra subalterno al Lombardo, che io faccio fatica a chiamare centrosinistra, e c'è un candidato sindaco della città che si propone agli elettori. Io sono il candidato sindaco che si propone agli elettori senza gli inciuci del PD di Lombardo e senza il malgoverno del PDL di Costa. Anche se già fuori il candidato del PDL Massimo Costa, però fa una battuta in merito a queste consultazioni. Il nostro era un progetto civico, un progetto innovativo, un progetto di rottura che vedeva la partecipazione anche di tanti partiti nazionali, ma il dato politico lo devono analizzare i politici. Noi analizziamo il nostro dato politico. Io sono un candidato nuovo, un candidato che non ha mai fatto politica, che in 30 giorni ha raccolto 30.000 voti, che non sono pochi, considerando che tutti gli altri fanno politica da quando sono nati, hanno distribuito in un sistema in cancrena, il sistema palermitano e siciliano, tante prebende, hanno distribuito posti di lavoro, favori e clientele varie. Noi non abbiamo mai partecipato a queste spartizioni, per cui il nostro progetto comincia da oggi. E la Regione ha un dilemma: se il riconteggio deve riguardare solo le percentuali dei sindaci o anche quello delle liste, in questo caso molte le liste che rischiano di finire sotto la soglia di sbarramento. Come sapete sono circolate delle valutazioni che, come dire, non sono né definitive né ufficiali, che hanno ovviamente innescato una serie di valutazioni, di commenti, di dubbi e di preoccupazioni. Uno staff di tecnici guidato dalla dottoressa Chinnici sta lavorando perché non ci siano dubbi, o perché questi dubbi siano ridotti al nulla se possibile, perché i dubbi ci sono.